Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Il procuratore capo di Palermo De Lucia incontra gli studenti di Scienze della Comunicazione. Cosa Nostra tende sempre a riorganizzarsi. In carcere i forti restano forti, queste le sue parole. Si stava recando all'università la giovane di 24 anni morta sulla Catania-Siracusa schiacciata da 2 tir in seguito a un tamponamento. Il cordoglio del sindaco di Belpasso e della Protezione Civile, un angelo strappato alla vita. A Catania, fiori bianchi e striscioni nella scuola dove studiava Simone, il sedicenne morto cadendo da un lucernario di Etnapolis a Belpasso. Questa mattina i compagni l'hanno ricordato con 1 minuto di silenzio. Loris Rodoti è morto dopo un incidente e un ricovero ospedaliero. La Procura di Palermo apre un'inchiesta per chiarire le cause del decesso del bimbo di 9 anni. Ore decisive per Eni Versalis, oggi riunione al Mimit, sotto il Ministero la protesta della CGIL che chiede la salvaguardia dei posti di lavoro. Catania, pioggia di buche e polemiche. In un post il sindaco trentino scrive: non abbiamo €1 per riparare le strade. Dura la replica di Curia, utilizzate i proventi delle multe. Calcio in Serie B, il Palermo esce indenne da Marassi e rimane in corsa per un piazzamento nei play-off. In Serie C sale la febbre per il derby Messina-Catania, in programma domenica al Franco Scogli. Bentrovati, lo avete sentito, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, oggi pomeriggio ha incontrato gli studenti di Scienze della Comunicazione. A una precisa domanda di uno studente, De Lucia ha detto: Cosa Nostra tende sempre a riorganizzarsi. In carcere i forti restano forti. C'era per noi Marco Gullà. Selfie, strette di mano e tante domande per lui. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ha incontrato gli studenti di Scienze della Comunicazione dell'Università del capoluogo. De Lucia è tornato sull'ultima operazione che ha portato all'arresto di 181 persone e ha sottolineato un aspetto: Cosa Nostra tende sempre a riorganizzarsi e le carceri sono un luogo di estremo disagio per i deboli, ma sono un luogo in cui i forti restano forti. E alla nostra domanda sul racket e sui tanti commercianti che ancora si piegano a Cosa Nostra, il procuratore risponde così. È importante perché vuol dire che le investigazioni proseguono, che i soggetti contigui all'organizzazione, entrare nell'organizzazione mafiosa, vengono individuati. Certo rimane un tessuto che è un tessuto prima di tutto culturale, che è abituato ad avere rapporti con Cosa Nostra, che non sempre sono rapporti di sola sopraffazione, ma sono anche in qualche modo rapporti di convenienza. Insomma, c'è chi paga un po' per abitudine, un po' perché pensa che in questo modo la vita gli sia più semplice. In realtà non è così, lo diciamo da sempre e prima o poi arriveremo a una definizione chiara di tutta questa vicenda. De Lucia, ad una domanda di uno studente sulle comunicazioni tra carcere ed esterno, dice: ormai è facile comunicare perché, a parte i soggetti in custodia cautelare che vengono sottoposti al regime del 41 bis, gli altri hanno la possibilità di poter colloquiare attraverso telefonini che clandestinamente vengono immessi all'interno del carcere. E agli studenti cosa dice il procuratore? Che è in corso non da ora un importante momento di resistenza civile, oltre che il lavoro che fanno poliziotti, carabinieri e magistrati, e che questa resistenza civile deve portare a una vittoria finale. E adesso la cronaca, strade sempre più insanguinate dove le vite spesso spezzate sono quelle dei giovani. L'ultima vittima aveva 24 anni ed è morta schiacciata da 2 tir in seguito ad un tamponamento a catena sulla Catania-Siracusa. Arriva il cordoglio del sindaco di Belpasso e della Protezione Civile. Un angelo strappato alla vita mentre si recava all'università. Tonino De Mana. Ormai non si contano più le vittime e la scia di sangue in onda all'autostrada Catania-Siracusa. L'ultimo incidente si è verificato poco prima delle 8, non distante dalla galleria di San Demetrio in direzione del capoluogo aretuseo. A perdere la vita è stata una ragazza di 24 anni, Josephine Leotta, originaria di Belpasso, rimasta letteralmente schiacciata tra 2 camion in seguito ad un tamponamento a catena. Immagini orribili e scene strazianti per i soccorritori che hanno faticato parecchio ad estrarre la giovane dalle lamiere contorte della sua utilità.
Militaria. 2 mezzi pesanti e 4 le auto coinvolte nell'incidente, le cui cause sono in fase di accertamento da parte della polizia stradale. A completare il bilancio 3 feriti. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore tra la zona industriale di Catania e lo svincolo di Lentini, con pesanti ripercussioni sulla statale 114. La notizia della morte di Josephine è subito rimbalzata sui social. Il primo a commentarla è stato il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Con profonda tristezza e incredulità ho appreso la terribile notizia del decesso di Josephine Leotta, una giovane al servizio della comunità che aveva donato il suo tempo e impegno prima come scout ed ora come volontaria del gruppo di protezione civile. In questo momento di dolore desidero esprimere a nome di tutta l'amministrazione le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Josephine. Gli fa eco il capo della protezione civile regionale Salvo Coscina. La sua giovane vita si è spezzata mentre si recava a Siracusa per frequentare l'università. Domenica scorsa il suo ultimo servizio di volontariato. Josephine aveva dedicato 8 ore del suo tempo affrontando il freddo ad assistere la popolazione sull'Etna durante l'eruzione vulcanica, dimostrando encomiabile altruismo. La sua scomparsa, conclude Coscina, lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuta. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua gentilezza e il suo impegno instancabile per gli altri. Josephine, un angelo strappato troppo presto alla vita, resterà per sempre nei nostri cuori. Fiori bianchi e striscioni al centro professionale Ars di Catania, dove studiava invece il 16enne morto cadendo da un lucernario di Etnapolis a Belpasso. Oggi i compagni lo hanno ricordato con un minuto di silenzio sulla sciagura. Intanto la Procura di Catania ha aperto un'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Eva Spampinato. Un mazzo di fiori bianchi e la sua foto. Oggi Simone non siede più in questo banco della classe del secondo anno del percorso di ristorazione nella sede dell'Istituto Professionale Ars di Catania. Simone era un ragazzo buono, scherzava con tutti, rideva con tutti. I compagni lo ricordano così, ancora increduli, sconvolti, con gli occhi persi nel vuoto, incapaci di accettare che un amico sia scomparso in un incidente assurdo, le cui cause sono ancora avvolte nel mistero. Non è un ragazzo che si poteva mai immaginare una cosa del genere. All'Istituto Professionale di Via Grasso Finocchiaro ci si continua a chiedere perché Simone D'Arrigo sia salito su quella cupoletta di cemento con la copertura in plexiglass nel tetto parcheggio del centro commerciale Etnapolis di Belpasso, cadendo poi nel vuoto per 15 metri. A microfoni spenti gli adulti si domandano perché i ragazzi stavano in quel parcheggio, un luogo non idoneo, usato come punto di ritrovo, senza controlli e con elementi di possibile pericolo. Era risaputo però che il tetto di Etnapolis il sabato sera si trasformasse in agorà dei teenager. Sapevo che lui usciva il sabato sera, ma con questi suoi amici. Cosa sia successo saranno le indagini a dirlo. Un colpo di testa, una bravata, una sfida. Simone non era un ragazzo che comunque poteva accettare una cosa del genere. Abbiamo voluto dare questo messaggio a tutti i ragazzi. La vita è un dono troppo importante per poterla perdere in un attimo, per un gioco forse, per una distrazione, per una stupidaggine, per la superficialità. Noi teniamo molto a questo aspetto. Oggi tutte le sedi regionali dell'Istituto di Formazione hanno ricordato Simone con un minuto di silenzio. E questa è un'altra tragedia che addolora tutti quanti, ma che fa anche riflettere. Il sociologo Francesco Pira traccia un quadro dei giovani di oggi e parla di adolescenti fragili, pronti ad affrontare le sfide più difficili pur di apparire soprattutto sui social. Lo ha sentito per noi Lorena Dolci. Il bisogno di apparire, il bisogno di accreditarsi, il bisogno di farsi accettare dal proprio gruppo di pari non fa considerare il rischio grossissimo che può portare una challenge. Le challenge, ovvero le sfide sempre più estreme con cui i ragazzi si cimentano fino a mettere a rischio la propria incolumità. Dal secchio gelato all'auto in corsa, una vita sempre connessa in vetrina, sospesa tra realtà e mondo virtuale. I ragazzi molto spesso non si rendono conto della differenza che c'è tra quello che stanno vivendo in maniera virtuale e quello che invece vivono nel mondo reale, e hanno questa condizione di vita, come la chiama uno studioso, il professor Luciano Floridi, di una vita che ormai è on life. La nostra vita non è più reale o virtuale, ma in questo stato costante, cioè siamo un po' qui, un po' lì.
è il ritratto di una generazione fragile, dove, secondo i dati UNICEF, ogni 11 minuti un adolescente nel mondo si suicida. Ragazzi disposti a tutto per un like. Abbinando questo a una democratizzazione del privato, a far vedere le cose più intime, a condividere momenti della vita che non hanno motivo di essere condivisi, in questo modo si totalizzano i like. Del resto anche Sanremo ci ha ricordato come nella nostra vita sono importanti i cuoricini. Adesso parliamo invece di Loris Rodoti, un bimbo di 9 anni morto dopo un incidente e un ricovero ospedaliero. Le procure di Palermo e Gela hanno aperto 2 inchieste per chiarire le cause del decesso. Acquisite le cartelle cliniche, si attende l'autopsia. Gerri Italia. Le procure di Palermo e Gela hanno aperto un fascicolo sulla morte di Loris Rodoti, il bambino gelese di 9 anni dimesso dall'ospedale dopo essere stato vittima di un incidente stradale lo scorso gennaio e deceduto domenica dopo un aggravamento improvviso delle sue condizioni di salute. Al momento l'inchiesta è contro ignoti. I carabinieri hanno già acquisito le cartelle cliniche dagli ospedali dove il piccolo era stato ricoverato dopo un incidente avvenuto nel quartiere Sette Farine, alla periferia nord della città. Dopo l'investimento, Loris era stato trasferito a Catania in gravi condizioni, ma poi era tornato a casa, dove negli ultimi giorni però aveva iniziato ad accusare nuovi malori, tra cui difficoltà respiratorie. L'ultimo ricovero a Palermo si è concluso con il tragico epilogo. L'autopsia, che sarà disposta nei prossimi giorni, dovrà chiarire se ci siano state negligenze mediche o se il decesso sia stata una conseguenza inevitabile dell'incidente. La famiglia, distrutta dal dolore, chiede risposte, mentre la comunità si stringe attorno ai genitori del bambino. L'amministrazione comunale ha già annunciato il lutto cittadino, il giorno in cui verranno celebrati i funerali. E la sanità regionale è nel caos. A Enna oltre 4.500 pazienti da anni in attesa di visite e interventi chirurgici. A Trapani, come sappiamo, oltre 3.000 esami istologici in arretrato, e poi c'è anche l'inchiesta che ha coinvolto nei giorni scorsi i medici di Palermo, e il Codacons chiede un commissario del governo. Luca Ciliberti. Sembra un caos senza fine, un intero sistema, quello della sanità siciliana, che il Codacons chiede addirittura di commissariare, viste le inefficienze, le lacune e i ritardi pagati anche a caro prezzo dagli stessi malati. L'ultimo caso esplode fra gli ospedali della provincia di Enna, dove sono oltre 4.500 i pazienti in attesa di un intervento chirurgico o di una visita specialistica. Qualche giorno fa la notizia degli oltre 3.300 esami istologici arretrati all'ASP di Trapani. Per qualcuno l'attesa ha compromesso definitivamente la possibilità di cura. A Leonforte, nell'Ennese, c'è chi attende una visita dal 12 novembre 2022, a Piazza Armerina dal 1 febbraio 2024 nel reparto di oculistica Enna. La lista di attesa deve smaltire prenotazioni dal 5 aprile del 2023. I pazienti di urologia invece, nello stesso ospedale, attendono dal 19 maggio 2023. Sono solo alcuni casi per un sistema davvero al collasso, nonostante le rassicurazioni della regione. Esami diagnostici rinviati per mancanza di reagenti e terapie oncologiche sospese per carenza di farmaci. Operazioni chirurgiche ferme da mesi per carenza di anestesisti e personale specializzato. A Palermo poi medici, funzionari e imprenditori sono accusati, nell'ultimo caso, di aver manipolato gare d'appalto per forniture sanitarie favorendo aziende in cambio di tangenti e regali. Adesso le associazioni dei consumatori con il Codacons in testa e le associazioni per i diritti del malato e del cittadino riunite in varie sigle si rivolgono al Ministero della Salute affinché intervenga immediatamente per risolvere l'emergenza sanitaria in Sicilia. Questa situazione, dicono, viola apparentemente il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Bisogna individuare le responsabilità di chi ha portato la sanità siciliana al collasso e attuare il commissariamento dell'intero sistema sanitario regionale. Una richiesta che, siamo certi, al di là del clamore del momento, resterà inevasa, così come le tante prenotazioni in attesa di risposte. E adesso cambiamo argomento, parliamo della vicenda Eni Versalis. Oggi riunione a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla decisione dell'azienda di fermare la chimica cosiddetta del cracking e puntare alla trasformazione green. Insorge la CGIL, che intanto protesta sotto il Ministero e chiede la salvaguardia dei posti di lavoro. Orazio Longo.
Da un lato il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che parla di riconversione produttiva e di leadership europea nella chimica verde, dall'altro il sindacato che alza le barricate contro quello che definisce un piano di dismissione della chimica di base e riunisce sotto la sede del ministero a Roma i lavoratori in protesta mentre si svolge la riunione sul futuro di Eniversalis. Un confronto che si inserisce nel percorso avviato con i tavoli tecnici dedicati ai siti di Sicilia e Puglia, dove l'azienda ha deciso lo stop al cracking, cioè al processo che trasforma gli idrocarburi in gas e benzine, come avviene a Priolo, per ridurre le perdite causate da una crisi strutturale considerata irreversibile. Bene gli investimenti sulla transizione green, ha detto il ministro Urso, in Sicilia con la realizzazione di una bioraffineria per la produzione di diesel rinnovabile SAF per aerei. Mercoledì l'argomento è all'ordine del giorno a Bruxelles, mentre è prevista nelle prossime ore una riunione con il ministro francese per un'alleanza europea per la chimica. Secondo Eni, il piano di trasformazione, che implica investimenti per 2 miliardi e un taglio in termini di emissioni di CO2, prevede nuovi impianti industriali coerenti con la decarbonizzazione dei siti industriali. Ma la CGIL contesta la narrazione ministeriale dell'azienda, sostenendo che non si tratti di una vera transizione ecologica, ma di una strategia per dismettere gli impianti con conseguenze a cascata su tutto il settore. Il segretario confederale Pino Gesmundo ha sottolineato che si firmerà un'intesa solo se verranno salvaguardati gli interessi del Paese e dei lavoratori diretti e indiretti. De Palma della FIOM sollecita il governo affinché blocchi il piano e inizi un negoziato. E su questo incontro c'è una nota al tavolo sulla vertenza Eni Versalis. A nome del governo Schifani abbiamo chiesto e ottenuto che sia garantita l'invarianza dei livelli occupazionali in Sicilia. Lo ha detto l'assessore regionale all'economia Dagnino, che ha partecipato appunto all'incontro pomeridiano al Mimit. E adesso ad Adrano. In ospedale 2 degli agenti che hanno arrestato il pregiudicato protagonista di una notte di follia tra sabato e domenica. Si è barricato in casa, lanciava dal balcone piatti, sedie, anche mobili. Simona Mazzone. Alla fine si è dovuto arrendere il 48enne di Adrano, pluripregiudicato, che la notte tra l'8 e il 9 marzo si era barricato in casa lanciando dal balcone oggetti di vario tipo, creando paura tra i passanti che hanno chiamato la polizia. Gli agenti per diverse ore hanno portato avanti una lunga opera di persuasione, mentre l'uomo in stato di agitazione, chiuso in casa insieme a 2 cani di razza lupo cecoslovacco piuttosto aggressivi, ha continuato a lanciare tutto ciò che gli capitava tra le mani. Dischi da palestra in ghisa, palle da biliardo, piatti, sedie, vasi in terracotta, persino pesanti mobili, mentre imprecava contro alcuni parenti. Sono dovuti intervenire i negoziatori della questura e i vigili del fuoco con l'autoscala per raggiungere l'appartamento dell'uomo. Scene da film, insomma. Dopo un primo tentativo di ingresso in casa con un ariete non andato a buon fine perché l'uomo aveva posizionato dietro alla porta una scala in ferro, i poliziotti lo hanno attirato sul balcone per immobilizzarlo con la pistola a impulsi elettrici, ma senza esito. Dopo ore di tensione il 48enne si è arreso, non avendo altra scelta, è uscito dal garage ed è stato arrestato. Gli oggetti lanciati dal balcone, oltre ad avere danneggiato l'autoscala, hanno colpito 2 agenti che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche dell'ospedale di Biancavilla, per loro 6 giorni di prognosi. I 2 cani sono stati sedati dai medici del soccorso veterinario e affidati ad un canile di Adrano. È arrivato a Catania il nuovo capo della squadra mobile, si chiama Emanuele Fattori. Per contrastare la criminalità chiede la collaborazione dei cittadini. Lo sentiamo. È arrivato a Catania, qual è il suo obiettivo? L'obiettivo è continuare su quello che è stato fatto finora. Emanuele Fattori, 52enne originario di Rieti, il nuovo dirigente della squadra mobile di Catania, città che lui stesso definisce complessa e impegnativa, ma interessante sotto il profilo investigativo. Una realtà dove non mancano fenomeni di criminalità organizzata, traffico di droga e devianza giovanile che porta spesso all'emulazione di modelli sbagliati. Devianza giovanile rappresenta un fenomeno da attenzionare, perché spesso vi sono delle manifestazioni emulative che portano a una devianza criminale che va verso l'alto, quindi un upgrade di livello che poi può sfociare anche in atti cruenti. Dare risposte certe e immediate alla cittadinanza offrendo la percezione della sicurezza nel quotidiano, e questo avviene soprattutto se si avvia una collaborazione con le forze dell'ordine, anche attraverso canali come l'app YouPol. È un'app, la nostra YouPol,
che ha dato buoni frutti e che permette anche la segnalazione in forma anonima e che ci dà il polso anche di fenomeni che rimangono più latenti e di zone che magari sono meno esplorate. Fattori che a Catania subentra da Antonio Sfameni, chiamato a Palermo, proviene dalla squadra mobile di Cagliari e prima ancora tra le sue esperienze nelle diverse realtà anche Trapani, Benevento, Roma, Stazione Termini, Firenze e Milano. E adesso restiamo a Catania perché insomma vi abbiamo fatto vedere nei nostri telegiornali come sono ridotte le strade della città dopo le ultime piogge, immancabili le buche ma anche le polemiche. A innescarle è stato un post sui social del sindaco trantino e a lui risponde piccato il presidente della terza commissione viabilità. I proventi delle multe servono a sistemare le strade disastrate. Sentiamo. Dopo la pioggia restano le buche sulle strade e le polemiche, innescate anche da un post sui social del sindaco trantino. Il primo cittadino ha giustificato, si fa per dire, lo stato comatoso delle strade catanesi dicendo che non ci sono soldi per intervenire. Una risposta che ha mandato su tutte le furie gli automobilisti che a sua volta puntano il dito contro l'approssimazione con cui vengono svolti i lavori stradali. Rattoppi su rattoppi che durano pochi giorni, che di fatto non servono quasi a nulla. Più di 4 anni questo buco, come vedete, che ogni volta che piove si viene sempre riparato, ma in una maniera non in norma. Va. Fanno tappabuco, onestamente, non è una cosa corretta. Cioè siamo in zona principale, a fare una cosa pulita non ci vuole molto. L'altro giorno per prendere una buca ho rotto anche il cerchione del motorino. E ti è andata bene? Certo, poteva capitarmi anche di peggio. In via Passo Gravina, per coprire la buca, è stato utilizzato pietrisco ed un po' di bitume. Risultato? In pochi minuti il bitume si è sgretolato e il pietrisco è stato disseminato qua e là. La buca è stata nuovamente rattoppata, ma quanto durerà? Non le manda a dire Giovanni Curia, presidente della terza commissione viabilità. Sappiamo tutti che le casse del comune non godono di ottima salute, però c'è anche da dire che il 50% dei proventi che derivano dalle sanzioni per chi non rispetta il codice della strada devono essere destinate alla manutenzione strade. Ci sono tanti soldi che sono incassati dal comune e noi chiediamo che questi soldi vengano investiti subito nelle strade per renderle sicure. Chi controlla il rattoppo fatto? Come giusta regola a controllare dovrebbe essere la direzione manutenzione, quindi non sappiamo se davvero questi controlli vengono effettuati. Si parla tanto di prevenzione stradale, ma la sicurezza di fatto non abita qui. E noi ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, con il pari del Palermo in Serie B e invece in Serie C c'è attesa per il derby Messina-Catania. Vi aspetto a tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Allora adesso ci occupiamo di calcio con la Serie B. Il Palermo, dopo il pari di Marassi, mantiene l'8° posto in zona playoff, rosanero in serie positiva da 5 partite. Marco Gulla. Da quando Poyampalo è titolare indiscutibile della squadra, il Palermo non ha più perso. In 5 gare 2 vittorie e 3 pareggi, ma i punti potevano essere certamente di più. A Marassi, infatti, contro la Sampdoria, per il rosanero è stata un'occasione mancata. I blucerchiati, in 10 per oltre mezz'ora, hanno consegnato al Palermo il pallino del gioco, ma la formazione di Dionisi non è riuscita a capitalizzare le occasioni avute con Magnani e Brunori. La Scala ha tirata fuori da subito la grinta, che dopo 50 secondi è passata in svantaggio, quindi non ha dato modo neanche di far vedere quello che voleva fare e l'abbiamo fatto bene. I ragazzi hanno avuto coraggio, hanno giocato, davanti avevamo una squadra forte, con giocatori forti, allenata bene. Il pareggio contro la Sampdoria conferma però uno dei principali problemi del Palermo in questo campionato. La squadra costruisce tanto ma concretizza poco. Venerdì al Barbera, prima della sosta, arriva la Cremonese. Il Catania in Serie C, dopo la vittoria di Latina, salterà il turno infrasettimanale e potrà concentrarsi invece sulla partita con il Messina che l'attende domenica sera. Marco Carli.
Una settimana per preparare il derby, mentre le altre giocheranno nel turno infrasettimanale, tutte tranne il Catania appunto che doveva ricevere la Turris e il Potenza che invece doveva andare a Taranto. L'esclusione dei pugliesi e quella prossima dei campani rivisita calendario e classifiche e condiziona il campionato. Il Catania andrà in campo in 6 dei prossimi 8 turni in programma e comincerà dalla gara del San Filippo di domenica, portandosi dietro alcune certezze da Latina. A parte il gol di Jimenez, celebrato giustamente in lungo e in largo, la partita del Francioni ha detto che il Catania ha imparato a reagire, era già successo in altre sfide immediatamente precedenti, anche se Toscano spera non sia necessario prendere lo schiaffo, cioè il gol dell'avversario, per ripartire. Ma il rotondo successo di sabato ha detto anche quanto sia fondamentale un giocatore come Lunetta, la sua duttilità, la capacità di cambiare il ritmo della gara e di supportare il gioco avanzato, soprattutto ora che Inglese non c'è. A proposito di poliedricità, è stata ribadita anche quella di Quaini, capace sempre di dare un valido contributo sia a centrocampo che in difesa, e di Frisenna, che in poche partite è stato schierato in pratica in tutti i ruoli della mediana. Poi col ritorno di Di Gennaro sono cresciute le alternative in difesa, Del Fabbro è rimasto in panchina tutta la partita. Bisognerà lavorare su come sbloccare il match prima dell'avversario e in tal senso darà una mano il ritorno di Stoppa dopo la squalifica. I due fantasisti alle spalle della punta, secondo Toscano, sono lui e Jimenez. Pronti al rientro anche Anastasio e Dal Monte. Importante avere in campo più giocatori che si prendano rischi, spesso componente che fa rima con qualità e che inevitabilmente libera dalla pressione. Quello che è successo nel secondo tempo di Latina e deve accadere con continuità se il Catania vuole regalarsi un finale di stagione da protagonista. Noi ci fermiamo, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.